Eccoci ai piedi del castello. Allora c'è questa scalinata. Wow, guardate che bello. Ok. È un ciottolato antico, si vede che il tempo ha inciso su questi gradini. Guardate il dettaglio che fa Omar. Guarda qua che c'è. Ancora tanti gradini. Conoscete il castello? È la prima volta che venite? No, è la prima volta. Ecco, stiamo varcando uno di quelli che sono gli ingressi principali del castello. È meraviglioso. Meraviglioso. Vediamo da qua il panorama. Sappiamo tutti che all'interno dei castelli c'era sempre una chiesetta dove i signorotti o i duchi, i principi, quelli che erano, pregavano. È meraviglioso, davvero meraviglioso. Questo portava alle prigioni. Guardate, anche da questa altezza si vede il lago. Proviamo a scendere e vi portiamo la parte più bassa del castello. Dato vorrei dire che il castello di Cacma è uno dei castelli più belli e più ben tenuto d'Italia. Allora queste sarebbero le prigioni del castello di Caccamo, dove morì poi il Bonello, che era il signorotto che tentò di una congiura, ma dove venne scoperto e segregato in queste prigioni. Qua è molto stretto. Ecco qua. Vediamo se si vede. Risaliamo. Wow, davvero incredibile, ragazzi, davvero incredibile da venire a visitare, vedere con i vostri occhi. Adesso stiamo scendendo nel museo delle armi antiche. Quindi faremo Ok, una capatina velocissima perché perfetto. il castello è grandissimo da visitare, quindi Allora scendiamo, ecco qua, entriamo, scendiamo le scale. Guardate, questo è consumatissimo, mamma mia. Ecco un po' di pugnali antichi. Guardate, il manico è veramente molto lavorato. Alcuni manici, guardate, spade perfettamente conservate. Guardate qua come è corroso dal tempo questo fucile in legno. Purtroppo non riusciremo a vedere sicuramente tutto perché ci sono tantissime cose da vedere. Vi consigliamo assolutamente di venire perché è qualcosa di straordinario ed è tenuto molto molto bene. Io qua ho sono appena entrato in una stanza al buio, comunque usciamo subito. Ci sono addirittura delle pistole, come potete vedere. Guardate questa, quanto è bella. Faccio una foto. in questa sala delle armi c'è di tutto e di più. Baionette, fucili, pugnali, daghe, sciabole, di tutto e di più. È veramente un museo bellissimo. Vale la pena realmente di venire a visitarlo. Vi faccio vedere, scendiamo di qua e vediamo dove ci porta quest'altra scala. Altre stanze adibite a museo. Allora, qua c'è una stanza immensa all'aperto. Penso che guardando così sia stata sempre all'aperto, no? No, guardate questo cannone tutto in ferro, guardate le ruote. Guardate, da questa parte si vedono gli ingranaggi, addirittura il sedile. Cosa stavi guardando? Ti vedo interessato qua. Stavo leggendo la storia di questa sala detta della congiura, dove nel 1160 il Matteo Bonello ordì una congiura contro il Guglielmo I. Sì, detto il malo. Detto il malo. Che congiura che finì poi tra l'altro anche male, perché fu Malo, diciamo malo. Fu malo.
perché poi alla fine fu sventata e lui messo giù nelle prigioni e quindi poi alla fine morì perché gli tagliarono i tendini e venne anche accecato, insomma tutta una storia molto Ok, triste. è finita malo. È finita malissimo. Molto malo. No, malo. Ecco qui gli abiti dell'epoca, addirittura i copricapi, neanche cappelli, questi erano i copricapi. Guardate le scarpe addirittura delle piccole bimbe. Farei anche un'inquadratura a soffitto, come vedi, è tutto legno intarsiato e a cassettoni intarsiato con dei richiami inserti in legno. Questa è la vista dall'alto del castello di Caccamo, il letto matrimoniale, il duca di Caccamo, ecco qua, andiamo a vedere. Dei fogli antichi, il sonetto, eccolo qua. Guarda questo quadro, è meraviglioso. Che bel quadro. Wow. In pratica la culla era messa accanto e quando il bambino piangeva gli davano un calcio e questo si dondolava. Addirittura col piede. Sì, si dondolava e il bambino si zittiva. Ok, e loro si calmavano anche i nervi perché gli davano un calcio, quindi. Sì, non le culle quelle che sono adesso fisse. Il bagno no? pure, come vedete il bagno portatile, sì. Detto il orinale. Urinatoio. C'è una terrazza da vedere. Vediamo. Oh, stiamo uscendo, guardate, guardate, guardate. Mamma mia. Bestiale. Non ci credo. Adesso vi faccio vedere il panorama. Vi faccio vedere questo panorama che domina tutta la valle e il lago. Wow! Ecco! Oh, guardate che madia impressionante! Ecco qua un ingresso praticamente, possiamo definirle così, un ingresso, una madia, una parete, tavolo con piedi di leone o qualcosa del genere. Ecco qua, una stanza. Io inserirei volentieri il Sì. mio stemma nobiliare, chiaramente. Tra questi? Tra questi. Sì? Dove? Vuoi indicarmi? Ma guarda, in alto c'è uno spazio in alto a destra. Ok. Lo inserirei volentieri. Perfetto. Il leone rampante del mio casato. Addirittura. Che faccia, questa la metto, Armatura da samurai presumibilmente della metà del periodo Edo, 1603-1868. Ecco un'altra stanza dove c'è un cancello inferriato, qua c'è un tavolo, o è una porta, sì, era l'antico portone. Ecco l'altra terrazza che è questa, che dà all'ingresso del castello. C'è un piccolo museo fotografico con penso degli eventi. Guardate da questa parte qua si vedono proprio, ecco, infatti vediamo di salire e vedere questa sala convegni. Eccolo, ci sono alcune foto. Hanno molti eventi, anche matrimoni. È stata, diciamo, ristrutturata dopo il terremoto di tanti anni fa. Diciamo che è intatto il ciotolato della scuderia, guarda Omar. Sotto i nostri È piedi, intatto ecco qua, siamo sospesi in aria. dove camminavano i cavalli. Il nostro suggerimento è quello di venire a Caccamo a visitarlo perché realmente ne vale la pena e vi dà veramente qualcosa che vi resterà dentro. Davvero emozionante. Allora, noi veramente lo consigliamo e vi ringraziamo per aver visto questo video. Mettete mi piace nei nostri canali YouTube, Facebook, Instagram, insomma cercateci Generazione No Stop, Omar Bolognesi, Salvo Lo Guasto. E alla prossima. Bello. Ciao.
E come si suol dire, prendiamo armi, armature e bagagli e andiamo.